Siamo all'Istituto Flora di Pordenone che ci ha ospitato per il nostro ROD Endo FVG, ci permette di continuare questa informazione agli alunni. Oggi ne abbiamo circa 60 tra ragazzi e ragazze e quindi ci permette oltretutto anche di continuare la nostra indagine attraverso dei questionari che ci darà tutta una serie di dati, poi verso maggio-giugno avremo dei dati effettivamente inseriti in una piattaforma. Oggi è sicuramente una giornata importante, noi la festeggiamo per tutta una serie di attività che l'associazione ha fatto anche attraverso la legge regionale 18 del 2012, la quale ha designato la giornata del 9 marzo come giornata dell'endometriosi e oltretutto questa è la settimana della consapevolezza, è dedicata alla ricerca e soprattutto alla consapevolezza sull'endometriosi nell'ambito europeo. Quindi questo è un mese importante, un mese che andrà a coronare e che va a, come dire, a creare attenzione, perlomeno lo facciamo noi come associazione, purtroppo solo noi, verso delle donne che comunque subiscono ancora delle difficoltà con questa malattia, non c'è una cura esatta, non c'è effettivamente un intervento chirurgico risolutivo e quindi questo fa sì che purtroppo queste donne continuano ad avere dei danni al proprio corpo con una diagnosi tardiva che va ancora dai 5 ai 9 anni e oltretutto non ci permette di vivere una vita personale, sociale e lavorativa adeguata. Con questo Rodendo FVG noi coinvolgiamo sempre dei medici del territorio. Oggi abbiamo un medico dell'ospedale civile di Pordenone della ginecologia ed ostetricia.